ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Bene, eccoci qui, un'altra puntata di Insieme delle Persone, come sapete il nostro secondo appuntamento settimanale, qui in diretta dagli studi di Rubano, di Canale Italia Serenissima, Canale 15, però come sapete non soltanto il digitale terrestre, non soltanto il Canale 15, ma anche altre cose, quindi noi siamo anche sui social, su Facebook, facciamo vedere il nostro tutorial. Eccolo qui, basta andare sulla pagina Facebook Insieme Idee Persone TV, andare schiaccia la diretta, guarda la diretta, ecco adesso guardate un po', compare la scritta, eccola qua, una barra grigia, schiacciare sopra e c'è esattamente la diretta qui, di nostra diretta televisiva. Tutto quello che succede qua dentro c'è uno sfasamento di solo 15-20 secondi. Ed è veramente la stessa cosa, quindi non ci sono attenuanti o scusanti per chi non vuole e non può guardare. Ricordiamoci che siamo anche su YouTube, quindi abbiamo veramente tutte le formule, come mi piace dire, per il Veneto c'è il canale 15, per tutto il resto d'Italia e del mondo, perché abbiamo anche persone che ci seguono dall'estero, c'è YouTube e Facebook. Bene, vado subito a presentarvi gli ospiti, anche perché oggi parleremo ovviamente degli argomenti del giorno. Voi sapete che la notizia diventa uno strumento di riflessione qui insieme alle persone. A me non piace la notizia e basta, mi piace l'idea di pensare che possa essere valutata, considerata, criticata, ma non solo la notizia, ma anche quello che sta facendo il governo, è giusto o non è giusto, il piano vaccini. Ne avremo oggi di tutti i colori, anche perché poi c'è uno scoop proprio qualche ora fa, Zingaretti, che poi ho avuto anche l'onore di intervistare l'anno scorso, si è dimesso da segretario del PD, quindi anche questo è un argomento molto molto rilevante nella dinamica politica italiana. Vado subito a presentarvi gli ospiti. Abbiamo qui in studio il dottor Christian Merton, buonasera, che è medico chirurgo, ortopedico, posturologo e traumatologo e fa anche ovviamente la medicina sportiva nel suo curriculum. Benvenuto dottore. Poi abbiamo invece Nicolò Sterle, capogruppo consigliere comunale Arzignano, che è un ricco comune in provincia di Vicenza, Forza Italia, anche con vice coordinatore dei giovani di Forza Buonasera, Italia. un caro saluto a tutti i telespettatori. Benissimo. Poi dovevamo avere qui in studio fisicamente Davide Giacomini, invece ce l'abbiamo via Skype. È vero Giacomini? Sì, buonasera a tutti. Ecco, lei si è inventato un imprevisto, in realtà lei non voleva venire qui, ha detto troppa fatica, è meglio da casa, dal divano, No, in pigiamone. magari. No, è quello che succede quando c'è una macchina con 300.000 km, ogni tanto ti lascia a piedi. Vabbè, comunque dai, abbiamo stati anche noi della sua età e ci inventavamo anche noi un po' di scuse così. Però a parte la battuta, Davide Giacomini, segretario provinciale Giovani Democratici Vicenza. Poi abbiamo invece Marco Zecchinato, consigliere regionale del Veneto, lista Zaia, benvenuto Zecchinato. E poi da ultimo, ma non per ultimo, il senatore Riccardo Nencini, senatore appunto per il Partito Socialista Italiano. Bene, buonasera senatore. Bene, direi che possiamo sicuramente partire, quindi sigla. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Eccoci nuovi in diretta, quindi fra l'altro mi hanno detto anche alcuni oggi, mi hanno detto ma ti sei dimenticato la sigla? Infatti ieri è stato talmente tale la concitazione di parlare eccetera che poi alla fine mi sono dimenticato la sigla. Oggi magari ne facciamo due, a parte la battuta 049 63 11 11, per chi volesse intervenire da casa fate domande ma anche riflessioni, come abbiamo visto anche ieri ci sono state delle riflessioni eccellenti, spunti di telespettatori da casa che hanno delle idee, hanno dei pensieri e condividerli con noi veramente è il massimo, almeno personalmente, che ci possa essere.
non solo domande ma anche riflessioni. Quindi se pensate una cosa, se volete che si parli di un certo argomento, fatelo, interagiamo perché è la maniera migliore per confrontarci su temi attuali della politica italiana. Quindi 049 63 11 11. Senatore Nencini, ovviamente la domanda oggi è scontata, Zingaretti si è dimesso, io ho la mia idea, però prima di esporre la mia idea lo chiedo a lei perché. Intanto buonasera, grazie per l'invito. Buonasera, grazie a lei. Penso sia una delle conseguenze della crisi di governo che si è aperta più o meno alla metà di gennaio e si è chiusa una settimana fa. Ma quello è soltanto l'accidente finale. Quello che ho visto nel corso dei mesi è un Partito Democratico che ha avuto difficoltà a interpretare l'anima di una situazione italiana particolarmente grave, un'Italia che vive ormai in emergenza da un anno secco e che forse porta ancora oggi, parlo del Partito Democratico, le cicatrici, le ferite di un cambio di governo che è avvenuto nell'estate del 2019. La somma di questi fattori mi pare che abbia determinato la decisione di Zingaretti, salvo, e ho concluso, che non sia tattica. Tattica significa che la prossima settimana c'è l'assemblea del PD, arrivare dimissionari per farsi rieleggere con una forza maggiore potrebbe essere un'interpretazione più cattiva, più andreottiana, ma non è detto che sia sbagliata. Quindi in pratica lei, senatore, dice che secondo lei Zingaretti ha pensato mi dimetto prima così arrivo già col sostegno di chi mi vuole, piuttosto che accettare il confronto magari per esempio con il governatore dell'Emilia Romagna. Io propendo per la prima, ma sento voci che dicono che la seconda potrebbe essere non inverosimile. Ecco, perché fra l'altro diciamo, l'idea è molto attendibile, fra l'altro ci sono appunto già delle persone, di esponenti politici che si sono esposti, tipo Franceschini, che ha detto rimani con noi, quindi questa è la conferma che evidentemente come dire, può essere anche una dimissione, fra virgolette, di protesta, ecco, oppure magari per dare un po' la quadra al governo. Però ecco, una riflessione andrebbe fatta, senatore. Io un anno e mezzo fa, si ricorda, si parlava del PD fagocitatore del Movimento 5 Stelle. Tutti dicevano ma no, è impossibile, come il Movimento 5 Stelle finirà mangiato, distrutto dal PD. Invece l'ascesa di Conte ha portato invece, infatti i sondaggi parlano molto chiaro, cioè se Conte diventasse presidente o comunque riferimento del Movimento 5 Stelle, e in questo momento stanno rivedendo lo statuto, un buon 5-6% del PD verrebbe perso a favore del 5 Stelle. Quindi anche da questo punto di vista si sono ribaltate completamente le compagini. Io non appartenevo allora alla categoria di chi sosteneva che il Movimento 5 Stelle sarebbe stato divorato né dal PD né da altri partiti. C'è una fascia di italiani abbastanza grossa che sceglie la destra radicale o sceglie la sinistra radicale, che tendenzialmente non scompare, tanto più in momenti straordinariamente difficili e complicati come quello che stiamo vivendo, con il PIL che precipita di 9 punti, le fasce di povertà che si allargano. Per questo non ho mai pensato che il Movimento 5 Stelle dal 33% di 3 anni fa, del 2018, precipitasse a zero. Perde una massa di voti non indifferente, ma questo non significa che non abbia ancora un pezzo d'Italia che sceglie quel partito come partito antisistema. Nel caso in cui dovesse diventare Conte il coordinatore, ha ragione lei, i sondaggi dicono l'esatto contrario. 21-22% ai 5 Stelle e un PD invece che soffrirebbe per la presenza di Conte alla guida di del movimento ex grillino. E quindi forse ci vorrebbe una leadership più forte da parte del PD, mi chiedo. Quindi... No, io penso qualcosa di meglio o di peggio, non lo so. Il Partito Democratico nasce in un'Italia che non c'è più. Stiamo parlando della fine del primo decennio, se non ricordo male 2007 o 2008. Era l'Italia bipolare,
del Polo della Libertà che faceva capo a Berlusconi e di un partito, il PD, con Veltroni alla testa, che si immaginava come unico interlocutore della sinistra riformista italiana. Le cose non sono evolute in quel modo, quindi c'è da ripensare magari quel progetto di partito che era nato per uno schema di gioco che oggi non esiste più. Ecco, forse serve quindi una riflessione più profonda, in grado anche di interpretare meglio i bisogni, le necessità di un'Italia della quale noi vediamo ancora una fotografia sfocata, ma nell'arco dei prossimi mesi, quando piano piano l'emergenza si allontanerà anche dall'Italia, allora vedremo una fotografia molto più chiara. E dubito che molti dei partiti esistenti siano in grado di rappresentare quell'Italia nuova che apparirà. Ecco, però senatore, in effetti il PD ci ha abituato a scissioni, lotte interne, correnti, va bene, i correnti ci sono in ogni partito, però secondo me il PD è uno dei pochi partiti dove quello che succede diventa di dominio pubblico. Adesso questo non so per quale motivo, cioè se succede qualcosa finisce sui giornali, magari gli altri partiti tendono un po' a lavarsi i panni in casa. Beh, merito vostro, siete bravi come giornalisti. No, diciamo effettivamente però il PD ci ha abituato a queste situazioni, però il problema è che fin quando loro litigano in casa e si scindono, vanno via, arriva Renzi, va via Renzi, ritorna la Boldrini, D'Alema, Bersani, poi dopo si fanno le loro valutazioni, va bene, però nel momento in cui poi questo significa una conseguenze per il governo, conseguenze per l'Italia, conseguenze per la politica di governo, questo ovviamente significa poi delle responsabilità. Beh, allora, conseguenze per il governo non ne vedo un rischio magari con la crisi del Movimento 5 Stelle da una parte e le dimissioni di Zingaretti, se non dovessero trovare una composizione la più rapida possibile, vedo l'ago della bilancia del governo che potrebbe spostarsi più verso il fronte del centrodestra, perché la Lega oggi è molto più coesa di quanto non lo sia stata qualche mese fa, anche se ci sono anime che si confrontano, perché non c'è dubbio, Giorgetti e chi sta attorno a Giorgetti non veste l'abito del populismo, dell'anti-europeismo, come è successo in passato a Salvini. Questa cosa oggi appare di meno, non c'è dubbio, c'è una maggiore unità e, ripeto, se nel mondo della sinistra di governo la composizione all'interno del PD non dovesse avvenire il più rapidamente possibile, quell'ago della bilancia può spostarsi a vantaggio di chi tra i partiti di destra, penso a Forza Italia e alla Lega, sostengono l'esperienza di Draghi. Ecco, senta senatore, voi come Partito Socialista Italiano avete appoggiato il governo, avete anche voi, secondo Emanuele Cencelli, preteso qualcosa oppure come vi siete organizzati? Beh, guardi, è una prova con tanto di verifica. Noi il manuale Cencelli ormai è un manuale dimenticato, perché non eravamo nel governo Conte 2 e non siamo nel governo Draghi, pur avendo sostenuto tra i primi la necessità di un cambio di governo, e Draghi era una delle ipotesi in campo, sicuramente la più prestigiosa. Lo sosteniamo lealmente, ma non siamo all'interno della compagine governativa. Ecco, quindi lei mi dice in definitiva che Renzi ha fatto bene a pigiare il bottone, a far scoppiare la bomba, diciamo. Beh, la soluzione è una soluzione migliore di quello che c'era prima, non c'è dubbio. Lo vediamo in cose concretissime quotidiane, lo spread che scende, la borsa che sale, i risparmi degli italiani che sono più al sicuro. Anche gli effetti probabilmente sulla vaccinazione di massa potrebbero migliorare nel corso delle prossime settimane, perché l'impatto di Draghi negli ambienti comunitari è decisamente superiore e quindi la sua possibilità di pressione per quanto riguarda le dotazioni di vaccini e quant'altro sono decisamente superiori rispetto all'esperienza dell'esecutivo precedente. Ma
io vedo oggi soprattutto modifiche e cambiamenti profondi, soprattutto nel campo politico, non solo nel campo di governo. Ecco, nel campo politico l'Italia si risveglierà quando andremo a votare, presumibilmente fra 2 anni, nel 23, con un'Italia con caratteristiche molto diverse da queste. Ecco, perché il senatore, qualcuno ha detto Draghi la sconfitta della politica, però diciamo che non è Draghi la sconfitta della politica. Non è assolutamente così. Semplicemente la politica, dal mio punto di vista, è quella del governo precedente, molto lontana dalla realtà dei cittadini, cioè molto di palazzo e molto teorica e poco pratica. Ha creato questo malessere, questo malcontento, e per questo le faccio la domanda: ci voleva per forza Draghi per attuare qualcosa di migliore? Non ci poteva essere un politico di buone intenzioni che avesse magari realizzato quello che c'era da fare, quello che tutti sapevano, anche Renzi, che andava fatto? Beh, guardi, questo non è un governo tecnico, è un governo guidato da un grande tecnico che ha una esperienza politica profonda, perché se stai alla guida della BCE per lungo tempo e da quella posizione interloquisci con le grandi leadership mondiali e in modo particolare europee, beh, la politica devi averla non nascosta sotto il materasso, ma te la devi tenere sotto il cuscino. Per questo non giudico la scelta del Presidente della Repubblica come una scelta contro la politica o apolitica, il contrario. Draghi rappresenta un modo di fare politica diverso da quello tradizionale. La scelta di Mattarella è un'osanna alla buona politica. Secondo, questo è un governo che può essere definito di rinascita, di unità nazionale, tutto quello che volete, ma è il primo governo della Repubblica che ha caratteristiche dal 1946 costituente ad oggi completamente diverse da ogni altro governo. Alcuni lo hanno paragonato ai governi De Gasperi dell'immediato secondo dopoguerra, ma non è così. Quei governi, che erano pure di unità nazionale, nascevano da un comune sentire che era affiliato all'interno dei CLN, dei Comitati di Liberazione Nazionale, e aveva il comune denominatore nella lotta al nazifascismo e nella guerra di liberazione dell'Italia. Ecco perché Nenni, Togliatti e De Gasperi e i liberali potevano stare insieme. Ma questa esperienza è nuova perché mette assieme nello stesso sistema partiti che fino a 10 giorni fa si combattevano riconoscendosi non come avversari politici, ma peggio come nemici. Era questo il linguaggio comune. Ecco, il grande cambiamento che da qui a 2 anni potrebbe avvenire è appunto nel sistema politico, perché la Lega, immagino che abbandonerà i toni più populisti per diventare un partito repubblicano americano e quindi un partito costituzionale. Stanno già cambiando i 5 Stelle, Forza Italia la conosciamo. La radicalità presumibilmente rimarrà nelle mani della Meloni da una parte e dall'altra parte nelle mani di un pezzetto residuale del Movimento 5 Stelle, anzi dell'ex Movimento 5 Stelle. Ecco, bene, allora senta, senatore, so che lei è impegnato, quindi abbiamo concentrato un po' le domande su di lei. Ho un incontro sulla scuola. Ah, benissimo. Ecco, Presidente di Commissione. Ecco, esatto. Le faccio una domanda ovviamente un po' scontata e prevedibile. Vaccino sì, vaccino no. Lei se lo vuole fare, se lo farebbe subito e quale sceglierebbe? Me lo farò senza se, senza ma, non appena sarà il mio turno, ma il mio turno ancora non è arrivato. Non ho preferenze. Quello che sceglieranno la mia ASL, il mio medico, sarà il mio vaccino. Senza preferenza alcuna, mi fido della scienza. Benissimo, bene, grazie senatore della sua disponibilità, del collegamento. Buona serata. Anche grazie. ai suoi ospiti naturalmente. Grazie, porgerò senz'altro anche gli ospiti qui in studio. Grazie e buona continuazione, buon lavoro. Bene, noi direi che possiamo lanciare il nostro stacchetto pubblicitario. Rimanete con noi e prenotatevi già se volete 049 63 11 11. Continuiamo questo discorso
delle vaccinazioni che vanno a rilento e anche delle dimissioni del segretario del Partito Democratico Zingaretti. A fra pochissimo. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Bene, eccoci qua in diretta, ringraziamo e spieghiamo chi siamo insieme a Idee Persone TV, specialmente social, specialmente YouTube, ma ovviamente informazione critica, non soltanto l'informazione nuda e cruda, ma anche la percezione di valutazioni, la percezione di idee, condivisione di progetti e di confronto su certe tematiche. Lo facciamo con un TG critico, lo facciamo con l'opinione, un piccolo spazio che mi dedico ogni giorno e ovviamente con il nostro talk show, che è il nostro pezzo forte, in attesa che la situazione di libertà di movimento ci permetta di fare reportage all'esterno come facevamo una volta. Grazie a Insieme delle Persone TV. Ecco, allora, prima di entrare in collegamento ovviamente con i nostri ospiti, la domanda ovviamente con Giacomin è scontata, prevedibile, si prepari la risposta. Dottor Berton, il popolo italiano oggi è stressato non solo mentalmente ma anche fisicamente, quindi corriamo il rischio di somatizzare questo stress, togli l'arancione, metti l'arancione, è giallo, è rosso, è verde, sì, no, ogni giorno il bollettino, tutti diventeremo rossi fra questi momenti, poi i professoroni come li chiamo io, no? Persone che fino a ieri non conoscevamo neanche, che oggi sono stati alla ribalta della cronaca e seminano il panico dicendo talvolta anche delle cose inopportune senza coordinarsi con gli istituti superiori, usiamo questo termine. Però ovviamente noi italiani, che siamo un popolo creativo, abituato all'aria aperta, ci piace camminare, ci piace mangiare, ci piace socializzare, corriamo il rischio di somatizzare un po' questo stress. Assolutamente sì, lo si nota tutti i giorni nella pratica clinica quotidiana. Bisogna dire che l'avvento di questa pandemia mondiale, ahimè, non ha fermato le patologie rutinarie di sempre, per cui dobbiamo comunque spostare la nostra attenzione non solamente sul tema del Covid, ma ci sono tutte le altre patologie che normalmente trattiamo, che vanno avanti e dobbiamo continuare a trattarle e a curarle come sempre. Chiaramente la gente in questo momento, lo si percepisce negli ambulatori, sta fortemente soffrendo il fatto di non socializzare, di non uscire in casa, lo si vede dal nervosismo col quale la gente si approccia alle varie prestazioni sanitarie.
e oltretutto si vede anche un certo nervosismo e anche una buona resistenza nel recarsi negli ambulatori per trattare patologie che non siano di carattere infettivologico, per cui si tende proprio a pensare al Covid come unica patologia esistente, mentre tutto il resto va avanti. Questo rende il nostro lavoro anche un po' più difficile, dove bisogna cercare di tirar fuori quella pazienza che qualche volta non abbiamo avuto. In questo momento dobbiamo prodigarci anche noi di essere più pazienti nei confronti dei pazienti. Scusate il gioco di parole, però il significato credo di averlo reso. Detto questo, credo sia importante ricordare che comunque sia il numero per quanto riguarda la mia materia, che l'estrazione mia è quella di ortopedico, quello che noto quotidianamente, la patologia traumatologica nell'ultimo anno, chiaramente dato il minor movimento sociale che c'è stato, è diminuita. Dall'altro lato c'è anche meno spazio negli ospedali per trattare i pazienti, perché gli ospedali sono fortemente saturati dai pazienti colpiti dalla patologia che conosciamo dal Covid, per cui il collasso si riflette anche su tutto il resto delle attività ospedaliere e ambulatoriali. Volevo spendere due parole anche sul settore sportivo professionistico, perché chiaramente adesso tutto il settore sportivo professionistico di alto livello ha concentrato le varie manifestazioni, non mi riferisco solo al calcio ma anche a altre attività sportive. Questo si è visto che comunque prendiamo per esempio, solo per modo esplicativo, il calcio, dove si giocano 2 partite a settimana quasi tutte le settimane. Questo ha portato a un aumento degli infortuni. Dall'altra parte, nel soggetto non professionistico, nel soggetto amatoriale che non ha l'obbligo di tutti i giorni di allenarsi o di competere, siamo ricorsi nel senso opposto, siamo ricorsi verso la sedentarietà, con tutte le patologie che ne derivano. Le palestre sono chiuse. Le palestre sono chiuse, le piscine neanche a parlarne. Prossime settimane. La gente sta soffrendo. Mi capita di vedere qualcuno che corre per la strada a piedi, e l'impressione che dà è quella più di cercare uno sfogo, l'evasione dalla quotidianità chiusa in casa. Chiaramente io ritengo che se tutte le regole vengono rispettate, la cosa sia giustamente applicabile, chiaramente nel rispetto di tutti gli altri della società, mantenendo le misure di sicurezza che ormai tutti conosciamo. Ecco, perché poi, dottore, fra l'altro noi somatizziamo, non ci accorgiamo, quindi per dire la mattina ci alziamo che siamo incriccati, uso questo termine improprio, oppure rende l'idea. Rende l'idea, oppure ci alziamo, pensiamo, come mai ho mal di schiena, sono stato seduto troppo, cioè in realtà magari il nostro corpo somatizziamo, quindi rigidiamo certi muscoli, e quindi là ci vuole l'intervento del dottore che diciamo, in un certo senso allenti un po' la tensione. Assolutamente sì, si vuole l'intervento del dottore, però lo vedrei più in un'ottica preventiva, nel senso che il dottore deve essere lo starter, colui che invita il suo paziente a effettuare quel minimo di attività fisica che permetta di tenere il normale tono muscolare, e questo per la vita che stiamo conducendo in questo momento, ma questo lo dobbiamo pensare anche per quando la vita normale riprenderà. Chiaramente adesso la priorità è vivere bene in questo preciso momento storico, per cui invito tutti comunque a non me ne voglia Vincenzo Rovino che fa televisione, ma invito tutti a non sedersi tutto il giorno davanti alla televisione. Noi per questo usiamo Facebook, dottore, così uno può camminare.
Abbiamo anche questo. Facebook, per questo, cioè che uno può passeggiare, fare la camminata e guardarsi la nostra trasmissione. Mi raccomando, non usiamolo finché guidiamo, ecco, Ecco, perché no, qualcuno fa quello anche questo. assolutamente no. Ecco, però, ecco, a proposito di questo, dottore, poi magari faremo anche altri interventi perché voglio sapere anche il suo parere sui vaccini. Se avete domande da fare al dottore, curiosità, la mattina mi alzo con un po' di mal di schiena, cosa fare, allora magari spieghiamo, facciamo qualche minuto di ginnastica, così lo facciamo in diretta, possiamo rispondere. Ecco, si rende disponibile magari qualche curiosità da casa. Bene, Giacomin, lei è contento che Zingaretti si è dimesso? Oppure... Beh, oddio, in realtà è stata una sorpresa per tutti. Ma io già lo sapevo, comunque se io lo sapevo lo doveva sapere anche lei prima. Mi permetta un attimo, vediamo una telefonata alla casa, pronto, chi parla? Sì, buonasera a tutti, Federico da Schio, buonasera. Buonasera Federico, prego. Buonasera, innanzitutto faccio i complimenti per la trasmissione che seguo sempre con molto piacere. Grazie. Sempre su tematiche anche molto interessanti. E vi ringrazio anche per dare la possibilità a noi, insomma, ascoltatori, di poter fare delle domande direttamente agli ospiti. Certo. Allora, guardi, io ne approfitto per chiedere in particolare a Nicolò Sterle una sua opinione relativa ad una tematica alquanto delicata che coinvolge migliaia di cittadini del territorio e in particolare che riguarda il rovinoso crack che purtroppo ha spaventosamente colpito le nostre banche venete negli ultimi anni. Moltissimi purtroppo sono i risparmiatori che improvvisamente si sono visti sparire i propri risparmi di una vita e da anni purtroppo ancora si continua a sentire che verranno risarciti, ma poi per una cosa o per l'altra insomma non si riesce ancora ad avere alcun tipo di risarcimento. Ecco, la situazione francamente è molto pesante. Bene, grazie Federico di questa domanda. Ecco, ovviamente su questo aspetto che meriterebbe una puntata, noi abbiamo fatto un anno e mezzo fa, abbiamo fatto una puntata interamente dedicata, signor Federico, a questo tema. Purtroppo, ecco, la cosa più brutta secondo me è che non se ne parla più, cioè nel senso, se lei ha visto, e lo dico anche agli amici a casa, la concentrazione di argomenti sul Covid ha determinato la contemporanea scomparsa di tutte le nostre problematiche. La burocrazia, non si parla più che c'è un sacco di burocrazia, non si parla più che ci sono un sacco di tasse sul lavoro, non si parla più di sviluppo economico, non si parla più di progetti, di miglioramenti e ovviamente non si parla più delle problematiche legate alla viabilità, allo smog, all'inquinamento, quindi si parla solo di Covid. Quindi, e le banche, ovviamente questo aspetto delle banche, il nord-est, cioè quel Veneto che è stato sfalcidiato dalle banche più importanti, non se ne parla più, da mesi e quindi questo sicuramente è preoccupante, però magari sentiremo dopo sicuramente l'intervento del nostro consigliere comunale, però torniamo a Giacomin. Giacomin, se io lo sapevo prima, doveva saperlo anche lei che c'era qualcosa che bolliva in pentola, o no? Dica la verità. Sì, no, quello sicuramente. Il fatto che tramite un post praticamente qualche ora fa il segretario Zingaretti ancora per forse un giorno o due desse le dimissioni, insomma questo non era nell'aria. Che ci fossero delle difficoltà, che ci fossero dei problemi, dei conflitti tra correnti, questo assolutamente sì. Come visione, secondo me quello che ha detto il senatore Nencini è corretto, nel senso che io penso che la mossa di Zingaretti serva più che altro per rafforzare la propria leadership, e anche perché non si comprenderebbe onestamente il fatto di dire no a un congresso prima per poi dimettersi. La dimissione porta in modo inevitabile al congresso. Passi la direzione e l'assemblea nazionale, ma poi al congresso ci deve arrivare in qualche maniera, la base deve essere contattata. Sì, però adesso che il discorso è chiaro, Giacomi, però chiedo adesso al nostro Sterle, ma cos'è sto siparietto? Cioè, alla fine l'Italia ha un sacco di problemi, stiamo parlando di emergenza, morti, che derivano, poi sentiremo anche il consigliere Zecchinato, che derivano
da una inefficienza dello Stato, cioè uno Stato che ha dimostrato di essere inefficiente. Non sono i morti e i malati per colpa di noi italiani che non usiamo le regole, non è vero, perché gli italiani rispettano le regole. Se voi ci dite che bisogna fare la coda per andare al negozio e siamo in coda, non ci può essere un giornalista, e qui veramente bacchetto i giornalisti che fanno la foto da dietro e sembra che sono tutti azzeccati uno vicino all'altro, se le regole sono quelle e voi ci date quelle regole e noi le rispettiamo. Ecco, quindi in tutto questo caos questi qua se ne escono e dicono basta, mi dimetto e cambio il registro, qua c'è qualcosa che non va. È stato veramente, è una cosa sicuramente da prendere un po' con le pinze. Lei cosa dice? Allora, guardi, dottor Lovino, dopo avrò piacere di rispondere anche al nostro, Certo, sì, nostro ovvio. ascoltatore. Guardi, io faccio solo una constatazione sui fatti. Quello che vediamo è che il PD è un partito che esiste ormai da 14 anni ed è un partito il cui leader, il cui segretario non è mai arrivato al congresso ad essere riconfermato. Ci sono sempre stati fondamentalmente dimissionari per tensioni interne, per debacle elettorali. Sta prendendo, è una vecchia eredità quella moda di alzarsi quando, appunto, come dicevo l'altra volta, con Renzi, con il governo, quando si vede che al tavolo si fa fatica a giocare a carte, quando si vede che si sta perdendo, di alzarsi e andare via per poi sperare, per poi confidare di essere richiamati. Sono mosse, diciamo, da prima donna che adesso in questa situazione forse lasciano pensare. Però io non arrivo a fare il ragionamento che fa il senatore Nencini, che condivide il consigliere Giacomini. Io penso fondamentalmente questa cosa. Io penso che alla fine Zingaretti stia pagando il supporto incondizionato che ha dato a Conte durante il secondo governo Conte e durante tutta l'emergenza, senza fondamentalmente una critica, appiattendosi su quella leadership, investimento che si è dimostrato quantomeno sbagliato, dato che Conte adesso, oltre a cadere da Presidente del Consiglio dei Ministri, si trova anche in una posizione forse di futura leadership del Movimento 5 Stelle, quindi un investimento su una persona che non solo non è più il leader del governo, ma che probabilmente non sarà mai il leader di una coalizione col PD, ma anzi magari proverà a rafforzare i 5 Stelle che, nonostante l'alleanza attuale e passata di governo, dubito che il PD lo veda differentemente da fumo negli occhi. Quindi io mi limito a dire che, magari pensando male, che Zingaretti non sia nient'altro che la terza preda che il buon Renzi mette nel suo carniere dopo Conte e Bonafede. Ecco, sì, è un'idea. Zecchinato, cosa dice? Lei quando ha visto il messaggio Zingaretti mi dimetto, mi dica la verità, ha esultato, ha chiamato i suoi colleghi consiglieri e ha detto finalmente uno in meno, o no? No, devo dire che Però ormai siete nel governo adesso, quindi non vale più questo discorso, siete nel governo assieme. No, al di là di questo, la prima sensazione è stata sicuramente una preoccupazione, nel senso che, visto il momento in cui siamo chiamati tutti, dai consiglieri comunali, regionali, i rappresentanti del governo, a un lavoro di responsabilità, e per questo insomma che è nato anche il governo Draghi, dove ci vede parte del governo. Preoccupazione perché dobbiamo ricordarci fin da subito che entro aprile lo Stato italiano deve dare chiare indicazioni di come spendere oltre 200 miliardi che derivano dal Recovery Fund. Oltre 200 miliardi perché oltre alle risorse del Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa ci sono anche altri fondi, e quindi si va a un ammontare complessivo di oltre 200 miliardi. Queste risorse vanno spese, abbiamo davanti, se pensiamo che siamo già nel 2021 e bisogna completare il ciclo nel 2026, abbiamo davanti 5 anni. Sono pochissimi perché queste risorse devono essere investite, quindi spesso si dice investite e non spese, proprio a ragione, nel senso che vanno investiti in progetti importanti, vuol dire finire la progettazione, vuol dire fare gli appalti, fare le gare, realizzare le opere. Per questo dico che sono appunto preoccupato vedendo questi movimenti,
È chiaro che se succede questo vuol dire che c'è insofferenza all'interno del partito, e non mi permetto appunto di fare analisi particolari all'interno di altri partiti. E quello che comunque mi dà fiducia è di aver visto anche ieri, insomma, molti giornali riportare che il nostro governatore Zaia ha un indice di gradimento salito all'86%, lui e appunto la sua amministrazione di cui facciamo appunto parte, e per cui da un lato devo dire che se da un lato vedo insofferenza, e quindi abbiamo visto le dimissioni adesso di Zingaretti che apriranno sicuramente a scenari nuovi la politica nazionale, a livello regionale mi sento di dire che siamo ben saldi e che stiamo dimostrando di essere sia Lega che Gruppo Zaia appunto una forza di governo e che i cittadini apprezzano, insomma. Quindi ecco, noi siamo posso aggiungere che abbiamo lavorato in queste settimane, tra l'altro nello scorso consiglio è stata fatta dal collega Favaro, consigliere Favaro, proprio una mozione anche sulla questione delle banche, dei risarcimenti, e stiamo lavorando proprio sul piano regionale per fare le proposte al governo per la spesa dei recovery fund. Quindi, perché poi Favaro ecco, siamo sul pezzo. Bene, bene, perché poi Favaro lo avremo le prossime settimane, abbiamo già concordato una data anche in questo senso. Quindi sì, però ecco, Zecchinato, quando Salvini ha deciso bene, ci uniamo, partecipiamo al governo Draghi, lei proprio la prima cosa che ha pensato qual è stata? Sinceramente, ci dica, cioè sì, no, ma come col PD, col 5 Stelle? No, sa, il momento è molto particolare, quindi credo che come si debba governare al di là delle appartenenze politiche in un momento di difficoltà insieme. Siamo all'interno di una pandemia epocale, come dicevo prima, in un momento in cui c'è un impegno economico da parte dell'Unione Europea verso l'Italia maggiore rispetto al vecchio piano Marshall, per cui stiamo parlando di risorse veramente ingenti. Abbiamo il problema delle vaccinazioni, cioè siamo in un momento in cui non possiamo permetterci di perdere tempo e di non avere stabilità. E quindi quando ho visto la scelta, chiaramente l'ho condivisa, nel senso che è stata fatta anche dalla mia componente politica ed è assolutamente condivisa, e devo dire che comunque degli effetti ci sono già stati fin da subito. Abbiamo visto l'andamento dei mercati, delle borse, e soprattutto, almeno questo a livello personale, ho visto che è cambiata anche la comunicazione, nel senso che anche in questa fase di emergenza è anche cambiato il modo e l'approccio, insomma questo lo condivido, così come condivido che ci sia stato un maggior coinvolgimento anche nella cabina di regia riguardante proprio il Covid delle regioni, e credo che questo sia insomma positivo perché sono sul campo, insomma la prima frontiera. Indubbiamente, Zecchinato, molte cose sono cambiate. Noi nel nostro piccolo ovviamente erano mesi che dicevamo non si capisce questo, non si capisce niente, qua così, solo comunicazione, fuffa, Facebook, robo anticomunicazione. Mi ricordo i primi di gennaio, sì, abbiamo vaccinato migliaia di persone, insomma molte cose che sicuramente non hanno funzionato. Giacomini, quindi secondo lei il merito è della Lega, che in effetti quello che adesso effettivamente a prescindere dagli schieramenti, però le cose che ha proposto Salvini poi si sono realizzate, è il buonsenso oppure frutto del buonsenso o frutto di una scelta politica diciamo, di Salvini stesso, oppure perché poi il PD c'era prima nel governo e c'è ancora adesso? Giacomini. Diciamo che è difficile in questo momento attribuire che le politiche che si stanno attuando siano di una parte rispetto a che un'altra. Ovviamente sicuramente sarà stato fatto dal Presidente del Consiglio Draghi un grande lavoro di sintesi tra le parti, e di sicuro anche il contributo della Lega avrà inciso in modo positivo in questo senso, però da qui ad attribuire unicamente a uno schieramento partito in questa condizione, in cui ricordiamo tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia sono all'interno del governo, insomma mi sembra un po' tirata come cosa. Ecco, Sterle cosa dice rispetto a questa cosa? Guardi, anch'io rappresento un partito che attualmente è entrato nella coalizione di governo,
Certamente le scelte sono condivise, c'è un Presidente del Consiglio che è persona di altissimo profilo, come appunto è Mario Draghi. Tuttavia non si può non notare quello che è giustamente un cambio di tendenza che possiamo individuare per esempio nella comunicazione. Abbiamo visto l'altro giorno una presentazione del DPCM con praticamente una settimana di anticipo e non la notte per il giorno dopo come accadeva con quelle dirette di Conte che ricordiamo tutti, ma una presentazione organica tenuta da due ministri del governo, ovvero la ministra Gelmini e il ministro Speranza, ministri di due schieramenti politici completamente avversi, perché la ministra Gelmini è di Forza Italia, mentre il ministro Speranza è di Articolo 1, che rappresenta un po' l'estrema sinistra di questa coalizione, di questa unità di governo, ma una presentazione scevra da ogni sensazionalismo, pacata di quello che il governo ha deciso di assumere in questo momento, cioè un cambio totale in quella comunicazione che avveniva a bisticci tra i vari ministri, uno diceva una cosa, poi uno rimarcava un'altra e fondamentalmente non sentiamo più diciamo quei consulenti, mi viene per esempio in mente Ricciardi che ce l'ha particolarmente con gli italiani affibbiando a loro sempre dei comportamenti irresponsabili, oppure il cambio di passo più importante che confido sia la mossa strategica e vincente che ci porterà ad incrementare anche il numero di vaccini, che è quello diciamo della, non chiamiamola cacciata, ma della dismissione del commissario Arcuri sostituito con l'ottimo generale Figliuolo. Quindi sinceramente tutte le azioni sono condivise dalla coalizione di governo, ma che l'entrata di forze nuove, di forze politiche nuove, diverse da quelle del governo precedente, con una leadership equilibrata come quello di Mario Draghi, hanno segnato sicuramente un cambio di passo rispetto alla composizione precedente, è innegabile. Beh, comunque diciamo che era abbastanza semplice, io penso che, anzi ho già detto in trasmissione che un mesetto fa circa che c'erano persone al bar che mi hanno detto senti ma perché non dici di fare così, 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 e questi signori di una certa età, semplici persone, avevano le idee molto chiare sulle cose da cambiare, quindi evidentemente il governo precedente era più concentrato nel gestire la poltrona, a gestire i soldi del recovery plan, che nel gestire invece risolvere i problemi dei cittadini, perché poi alla fine stiamo parlando di questo, risolvere i problemi dei cittadini. Ecco, allora a proposito di questo, mi piace documentarvi, vi dico, ecco Zecchinato, poi magari commentiamo assieme anche il discorso del recovery plan, cioè vediamo per il Veneto cosa è previsto. Allora, nel mondo siamo al 12° posto come valore assoluto e non in proporzione al valore di 2 ore fa, ecco, il valore assoluto non legato alla popolazione, ma proprio valore assoluto. Quindi siamo 12°, prima sopra c'è la Turchia, l'India, il Brasile, Israele, gli Emirati Arabi, quindi insomma un po' di Russia e Francia. Sotto di noi c'è il Marocco, che però il Marocco, 100.000 vaccini in meno, però ha la metà della popolazione italiana. Abbiamo somministrato 3.324.000 dosi circa e la seconda dose il 50%, quindi abbiamo di fatto immunizzato in 2 mesi e mezzo soltanto 1,5 milioni di persone stando al ricettare, al bugiardino del vaccino. In Veneto ci sono 373.736, almeno fino all'ora che ho visto io, vaccinati. In effetti Zecchinato, Zaia si arrabbia sempre, anche oggi in conferenza stampa, e dire datemi sti benedetti vaccini. Allora, ma com'è sta storia? Cioè, dov'è lo Stato italiano? Dov'è l'Europa? Cioè, è possibile che non facciamo morire le persone e poi certa comunicazione, quella molto spinta di Conte, Casalino e Arcuri, davano la colpa agli italiani, colpa vostra perché non mettete le mascherine, invece la colpa è dello Stato che non è stato in grado, e dell'Europa, non è stato in grado di avere i vaccini per tempo. Zecchinato. Sì, beh, qui è innegabile che a livello europeo, prima che nazionale, non è funzionato qualcosa, no? E pensi che noi saremo in grado di vaccinare, di fare fino oltre 17.000 vaccinazioni giornaliere. Adesso l'auspicio è che a marzo arrivino molte più dosi, per cui si riesca a spingere, diciamo, il target obiettivo è quello. Non so se ci arriveremo, però
chiaramente se arrivano le dosi c'è una macchina che è pronta, e anche oggi in conferenza stampa il Presidente ha appunto detto che può essere ulteriormente implementata. Come dicevo prima, è innegabile che non sia funzionato qualcosa, e abbiamo visto anche attraverso la stampa qualche estratto di contratto che ci sarebbe stato con l'indicazione di fare il massimo sforzo alle aziende farmaceutiche anziché dare dei termini precisi e di avere delle penali. Quindi, come è stato detto anche a livello nazionale, non si devono scusare le aziende che appunto non hanno mantenuto le promesse, però è anche vero che probabilmente forse andava contrattualizzato in maniera diversa. E soprattutto teniamo conto comunque che nel giro di un anno abbiamo avuto un vaccino, e questo era impensabile rispetto alle tempistiche di cui eravamo abituati con i vaccini, per cui lo sforzo è stato veramente intenso, e siamo di fronte poi a una pandemia senza anche qui precedenti, per cui dobbiamo comunque sempre ricordarci di contestualizzarla. La faccenda di vaccini comunque ha dimostrato delle grosse falle, perché se guardiamo ad altri stati dove gli approvvigionamenti sono stati diversi, è chiaro, insomma, che è innegabile, insomma, ci sono stati dei problemi grossi. Speriamo vengano superati già da questo mese, insomma, almeno in parte. Ecco, bene, allora ricordiamo, fra l'altro, ecco, un piccolo promemoria, 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Ricordatevi, potete fare sia domande che fare osservazioni, cioè non dovete per forza fare la domanda del secolo, noi ascoltiamo tutti, come sapete. Anche ieri un ospite, c'è stato anche uno scherzo simpatico al telefono, quindi ascoltiamo tutti e riceviamo tutti, chi con rispetto dice le proprie cose, le proprie idee, ma anche fare domande, quindi non è necessariamente una domanda. Se avete piacere di fare qualche domanda al dottor Bertondo su come affrontare certe tematiche o problematiche, il dottore può anche rispondere tranquillamente. Ricordiamoci che siamo anche in diretta a Facebook, quindi se non il televisore, come diceva il dottore, quindi sul divano e fa male la schiena, se andate in giro per casa o andate a fare una passeggiata prima che ci sia coprifuoco, potete usare il cellulare e guardare Facebook. No, se non avete Facebook c'è anche YouTube, quindi abbiamo anche la diretta YouTube, quindi in contemporanea, quindi veramente siamo dappertutto. Ricordiamocelo questo, perché comunque è uno sforzo che sta facendo insieme le persone, proprio per dare la possibilità a tutti di avere la possibilità di acquisire le informazioni, le idee, i concetti e le opinioni che vengono espresse durante la trasmissione. Poi sapete che domani poi c'è la possibilità di riguardare la diretta, non solo, ma verranno estrapolati anche i pezzi degli interventi più significativi degli ospiti, quindi veramente una possibilità integrale di condividere quello che noi diciamo qui in trasmissione in questo momento. Bene, allora direi che dopo questo possiamo lanciare il nostro sacchetto pubblicitario. Naturalmente vi aspetto fra pochissimo. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Bene, eccoci di nuovo in diretta, ringraziamo e spieghiamo insieme alle persone TV il nuovo concetto di vedere l'informazione intesa non come semplice spiegazione dei fatti, ma invece come sviluppo dell'informazione nel senso critico, cioè analizziamo i fatti, perché avvengono le cose, qual è il punto di vista, che cosa succede. Ecco, quindi questo è il senso del nostro TG, questo è il senso del piccolo format che ho ogni giorno con l'opinione, 5, 6 minuti, 7 minuti, proprio per commentare i fatti del giorno, proprio l'idea di dare sempre valutazioni in tempo reale vere, reali, quindi anche questo è veramente uno sforzo incredibile, però lo facciamo volentieri perché dobbiamo conservare, dobbiamo preservare, a prescindere da quello specialmente che è successo nel periodo precedente, di quella comunicazione forte, conservare e preservare il nostro senso critico delle cose. Ecco, il mio auspicio è proprio che grazie a questi piccoli format ci sia lo sviluppo, il consenso e la condivisione di questo senso critico. Dobbiamo ricominciare a pensare le cose anche in maniera autonoma, usando possibilmente il più possibile il nostro cervello e le nostre idee. Insieme, Idee Persone TV. Bene, dottore, poi adesso le faccio una domanda, approfitto. La mattina quando mi alzo, uno si alza un po' diciamo rigido, usiamo questo termine, no? Però a prescindere da questo, penso che sia frutto anche della tensione che stiamo vivendo, un momento emotivo, quindi diamo magari qualche consiglio chiaramente di vita pratica, di sano benessere quotidiano ai nostri amici a casa, perché ovviamente approfitto della sua presenza proprio per dare un messaggio ottimistico, non dico positivo perché in questo momento non si può usare più questo termine, ottimistico. Sì, effettivamente siamo tutti più nervosi a causa del fatto che dobbiamo restare chiusi in casa, e questo implica una riduzione dell'attività fisica con conseguente calo del tono muscolare. Poco fa abbiamo detto che palestre, piscine e tutte le attività dedicate alle attività sportive amatoriali sono chiuse. Questo non significa però che non possiamo ingegnarsi in questo momento di crisi mondiale a fare delle attività sostitutive, dove può essere anche la ginnastica casalinga, anche magari non fatta in modo perfetto e inequivocabile. Mi ricordo che in periodo di zona rossa vedevo parecchia gente che la mattina presto o anche la sera tardi faceva il giro di casa propria per 10 minuti, 20 minuti, il tempo che veniva deciso. Chiaro che chiunque può obiettare perché dice l'attività diventa estremamente noiosa, però dico signori, non possiamo schioccare le dita e aver tutto. Adesso è il momento che tutti dobbiamo essere disposti al sacrificio anche di noi stessi, adoperarsi per la nostra salute, per cui il consiglio mio pratico è alzarsi la mattina magari 10 minuti prima, fare un po' di esercizi di ginnastica. Tra l'altro, adesso che mi viene in mente, mi ricordo che qualche mese fa avevamo elaborato in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana, organo ufficiale, delle linee guida che erano state messe su tabella, si possono trovare sul sito della federazione qualora qualcuno fosse interessato non riuscisse a trovarle. Sì, che cosa avevate pensato? C'è una specie di prontuario di come fare? Sì, una specie di prontuario, era un tabulato con i minuti da dedicare al giorno nel primo periodo per la prima settimana, poi per la seconda settimana. Adesso non mi chiede esattamente lo schema perché chiaramente avrei bisogno di averlo sotto mano, però è stato uno schema che mi è molto piaciuto e che ho consigliato a molte persone e mi sento tuttora di doverlo consigliare. Possiamo inventarci qualsiasi cosa. Il messaggio che voglio lanciare è: non perché le palestre sono chiuse dobbiamo fermarci dall'attività fisica. Assolutamente, sono assolutamente
condivido, voleva dire qualcosa? Sì, colgo l'occasione per dare una risposta alla domanda del nostro telespettatore. Certo, sì, Federico, mi sembra, da Schio. Giusto, no, solleva una questione veramente importante sul crack delle banche venete e sui risarcimenti agli investitori gabbati, agli investitori truffati. Ricordiamo tutti, era il 9 febbraio del 2019 quando giunsero a Vicenza, in questa riunione organizzata da comitati al Palazzetto dello Sport, giunsero i ministri Di Maio e Salvini per intervenire sulla questione e il ministro Di Maio promise che i risarcimenti sarebbero arrivati da lì a pochi giorni. 2 anni sono passati praticamente, siamo al terzo governo di questa legislatura e i risarcimenti sono stati scarsi se non nulli. E appunto, come diceva ben lei, dottor Lovino, la cosa sembra passare sotto silenzio, sembra essere ormai dimenticata. Però Di Maio c'è ancora, però. Sì, Di Maio c'è ancora, però sembra essersi dimenticato di quella promessa. Chi non l'ha dimenticata invece è l'onorevole Pier Antonio Zanettin, che continua a presentare interrogazioni, continua a presentare interventi nella commissione d'inchiesta sulle banche che attualmente c'è alla Camera dei Deputati, perché appunto nel territorio non può continuare a passare sotto silenzio una questione che non coinvolge solo i vicentini, ma coinvolge tutti i veneti e posso dire con tranquillità anche altri italiani, in quanto altre persone in altre regioni hanno investito in Veneto, nelle azioni di Veneto Banca, ed oggi si trovano ancora con niente in mano. Quindi la questione sta passando sotto silenzio, salvo per chi effettivamente, come l'onorevole Zanettin, si sta interessando a questo, e penso che sia l'occasione propizia per fare un appello al governo e al presidente Draghi affinché prenda seriamente in mano la questione. Esistono tante emergenze nel paese, ma questi appelli disperati di chi ha perso i risparmi di una vita non possono continuare a rimanere inascoltati. Ecco, Giacomin, lei che anche lei dalla provincia di Vicenza, quindi la Banca Popolare di Vicenza sicuramente ha sfalcidiato molti risparmiatori, molte persone hanno sofferto per la mancanza di risparmi. Come la vede? Cioè effettivamente, come dicevo prima, molti argomenti sono spariti dai giornali, non se ne parla più, è tutto occupato dai Covid. C'è qualche giornale che addirittura pompa sul Covid, sui disastri, non vi dico il nome della testata perché non voglio fare pubblicità, però ci sono dei giornali magari di certi schieramenti politici che sono molto orientati a tenere sempre alta la tensione psicologica e certe volte mi chiedo, io magari che sono abituato a leggere e a sapere interpretare le informazioni, se quel tipo di articolo online venisse letto io mi immagino sempre il contadino che per sbaglio apre della Campania, del Molise, dell'Abruzzo, si mette a leggere un articolo del genere, veramente andrebbe dallo psicologo per attacchi di panico, perché ci sono veramente, veramente articoli forti. Giacomini, come mai il partito, il suo PD, non ha convinto Conte a cercare di risolvere anche molte delle problematiche che attanagliano gli italiani? Invece magari ci si è concentrati su cose più da propaganda elettorale, cioè tipo l'estrazione degli scontrini, il cashback, i bonus, i banchi a rotelle. Quindi ecco, come mai questa cosa, come la vede lei, cioè, questa posizione? Dunque, diciamo che, innanzitutto vorrei dire che il crack delle banche popolari è stato un dramma non solo per coloro che hanno investito nella banca, hanno investito in azioni e obbligazioni, ma anche tutto il sistema del territorio. Per quelli io sono di Vicenza, quindi certo, so bene quanto la Banca Popolare abbia investito effettivamente nel territorio, e il crack ha lasciato un vuoto enorme. Non vorrei soffermarmi sui motivi del crack, in quanto derivano sicuramente da un fallimento di un'elite imprenditoriale del sistema bancario e che ha le proprie responsabilità, e poi sicuramente a livello nazionale non è stata gestita al meglio, ma ricordiamoci che assieme a Di Maio, come ha detto il consigliere,
c'era anche Salvini. Quindi, insomma, diciamo che da governo in governo c'è stata una non gestione di questo problema. E quindi, sì, volevo sottolineare il fatto che è stato che è un problema che ancora adesso si sente fortemente nella città, perché è stato perso un punto di riferimento, e la cosa drammatica è che in parte è stata dovuta dagli stessi concittadini che dirigevano quelle banche e dai grossi investitori di quelle banche. E quindi questo. Per quanto riguarda invece la questione del fatto che ci siano molte notizie che vengano, o questioni che vengano, diciamo, soppiantate dal dramma che è il Covid, che è un dramma economico, umano, che colpisce tutti in modo trasversale, io vorrei ricordare alcune tematiche. Io che provengo, insomma, sono vicentino, provengo dalla provincia di Vicenza e dal Veneto, io vedo molto quanti giovani laureati se ne vanno dal Veneto, e se ne vanno non in grandi città metropolitane europee, ma se ne vanno in Emilia-Romagna e se ne vanno in Lombardia. E questo è dovuto a una continua perdita di attrazione di capitale umano e di forze nuove. E questa mancanza di attrazione del nostro territorio è una cosa drammatica. E stiamo perdendo a livello di mercato del lavoro competitività in modo incredibile. La motivazione è molteplice. La motivazione può derivare sia dallo stipendio. Pensiamo semplicemente a un tecnico meccatronico uscito da un ITIS. Noi a Vicenza abbiamo l'ITIS Rossi, che insomma è sempre stato una una grandissima scuola nel settore tecnico industriale, e che fa uscire studenti formati e pronti per il mercato del lavoro, quindi essenziali per il mercato del lavoro, soprattutto del nostro sistema imprenditoriale veneto, del nord-est, e se ne vanno in aziende dell'Emilia Romagna, ad esempio, semplicemente perché le aziende dell'Emilia Romagna hanno un posizionamento nelle policy salariali nei confronti dei propri dipendenti completamente diverse. La differenza di 300 euro come stipendio di partenza per un giovane di 19 anni appena uscito da un istituto tecnico industriale fa una grossa differenza, e questa qua è solo una piccola parte, perché poi si inizia a creare un grandissimo problema di infrastrutture, di collegamenti tra territori. Pensiamo al fatto che la SFMR è stata cancellata. SFMR si intende la metropolitana in superficie, per intendersi è un treno ogni 15 minuti che collega tutta la provincia e tutte le province del Veneto, e senza parlare proprio di un mancato creazione di sistema tra università, istituzioni e impresa. Quindi quello che veramente non si parla mai è proprio questo, della grande perdita di attrazione del Veneto e della grandissima fuoriuscita di giovani laureati che servono al nostro mercato del lavoro. Benissimo, sono essenziali per... Il discorso è chiaro, Giacomino. Noi abbiamo anche fatto, noi appunto per questo motivo che da settembre che abbiamo la poltrona dedicata ai giovani, proprio per sensibilizzare, cioè per responsabilizzare anche noi grandi su questa cosa, che può essere anche interpretata come il nostro fallimento, cioè nel senso non siamo stati in grado, noi non siamo in questo momento, la mia generazione non è stata in grado di garantire ai giovani di oggi un'adeguata coerenza con il proprio progetto formativo, scolastico, o anche una prospettiva diversa, no? Un mercato del lavoro inesistente, troppo competitivo, con contratti di lavoro strani, usiamo questo termine, una pressione fiscale elevatissima, quindi ovviamente i giovani oggi sono sotto pressione, molti vanno all'estero, quindi lei parlava di cambio regione, addirittura poi una volta a maggior ragione si andava all'estero. Infatti noi per circa un paio di mesi, Giacomina, abbiamo avuto dei collegamenti di giovani della sua età all'estero che ci raccontavano come vivevano l'esperienza all'estero, quindi abbiamo anche fatto questo tipo di reportage. Ecco, Giacomina, a proposito di questo, scusi Zecchinato, a proposito di quello che ha detto Giacomin, vediamo come potremmo invertire la rotta anche in funzione
del Recovery Fund, cioè ci sono sicuramente delle risorse che potremo utilizzare proprio per invertire un po' questo ciclo e chissà, magari dare una nuova spinta e magari far ritornare gli amici che sono andati a fare esperienze fuori e magari far ritornare in Veneto arricchiti di una professionalità. Sì, beh, guardi, il tema dei giovani e dello spostamento dei giovani diciamo che è sicuramente un tema all'attenzione e che è stato all'attenzione anche nelle precedenti giunte e consigli regionali. E certo la questione non è facile, un po' parlando anche con imprenditori di recente, ma già negli anni scorsi, un po' per le figure professionali che mancano per certi versi, quindi anche percorsi formativi, un po' anche perché diciamo siamo spesso azzoppati, purtroppo mi tocca ridirlo, ancora dal livello centrale. Pensiamo alla digitalizzazione. La Regione ha messo risorse per la banda ultralarga e sto parlando dell'appalto che aveva preso a livello nazionale Open Fiber e stiamo ancora aspettando la banda ultralarga, doveva essere finita entro dicembre 2020, non è ancora un buono stato di avanzamento, per cui facciamo fatica ad essere competitivi, a rendere competitive le nostre aziende e anche le nostre altre imprese e anche professionali, proprio perché purtroppo, nonostante ce la mettiamo tutta, mettiamo le risorse, facciamo i passi che dobbiamo fare, però spesso ci troviamo azzoppati da problematiche che nascono a livello nazionale. E ricordo che il Veneto è tra le regioni, diciamo, dove la presenza del banda larga e ultralarga non è poi diciamo messa così bene, insomma, ecco, quindi questo è uno dei problemi. Possono essere stati con le Recovery Fund piuttosto che con altre iniziative. Allora sì, però anche qui bisogna vedere, nel senso che in un primo progetto nazionale di spesa di Recovery Fund col precedente governo prevedeva una gestione molto centralizzata a livello di ministeri, tanto che anche per restare qui in Veneto, la Regione Veneto nell'estate scorsa aveva già predisposto un programma regionale per la resilienza e la ripresa, la ricrescita, e che però appunto non è stato preso in considerazione nei mesi precedenti dal governo. Adesso il nuovo governo detterà i nuovi indirizzi, non ha molto tempo, come dicevo prima c'è tempo fino ad aprile per inviarli poi alla Comunità Europea e le regioni comunque si stanno muovendo. Noi come Veneto ovviamente stiamo portando nelle varie commissioni consigliari competenti il piano regionale con gli indirizzi, è un piano di investimenti che vale 24 miliardi di euro complessivi e teniamo conto che del totale di cui vi parlavo prima, oltre i 200 miliardi, il Veneto dovrebbe contare una percentuale intorno all'8, poco più per cento. Per cui chiaramente il piano da 24 miliardi è maggiore. Quindi infatti è stata da noi la De Berti un po' di tempo fa, la vicepresidente della regione, infatti ci ha detto che sono molti i fondi destinati alle infrastrutture e non alla strada su gomma, quindi ecco che questa è una riflessione che ci deve fare pensare. Aggiungerei anche, dottore, anche digitalizzazione, certo, innovazione e transizione ecologica, quindi sono tutti settori e investimenti sicuramente innovativi. Bene, vediamo una telefonata da casa, Zecchinato, scusi, la interrompo un attimo, altrimenti... Pronto, chi parla? Sono Andrea da Padova. Sì, prego. Sì, adesso io ho appena girato la vostra trasmissione, quindi non ho presente bene il tema delle argomentazioni. Ho avuto modo di sentire l'intervento del giovane Giacomini e vorrei dire che proprio in merito ai giovani che se ne vanno, no? C'è tutta una situazione che riguarda un contesto che riguarda la politica delle sinistre degli ultimi decenni, perché a livello di infrastrutture si parla di infrastrutture, di treni, di servizi locali, eccetera, nel momento in cui viene fatto un programma di intervento in questa o in quell'area, ci sono subito i comitati, le sinistre, i verdi, gli ambientalisti che bloccano.
ne è un esempio anche a livello nazionale in tanti altri settori. Rimanendo in tema Veneto, si parla tanto del Partito Democratico che deve sempre criticare. Ha governato prima di Zaia non so quanti decenni, tenendo bloccato il Veneto, soffocato, pensando che c'è la linea ferroviaria che lo attraversa, che è la Milano-Venezia, dove fino ad anni fa per attraversare quella linea si stava fermi mezz'ora per attraversare i caselli da sud a nord di quelle strade in tutte le province di Vicenza, di Padova, di Venezia. Dopo, grazie all'intervento del presidente Zaia, che ha messo mano alle rotatorie, ai sottopassi, si è riusciti ad avere un respiro. Ecco, per lo stesso motivo, sempre i signori del Partito Democratico, che tanto hanno da criticare, ma che sono al governo da tanti anni, no? Ci sono sempre le situazioni di vertici nominati nelle USL, a livello di presidente di ospedali, eccetera, nominati senza il criterio della meritocrazia, proprio perché comunque il PD parla tanto di meritocrazia. Quando si parla di stipendi che non sono adeguati, si parlino tra di loro con i sindacati, che sono loro esponenti delle sinistre, che sono loro per primi, che vivono alle spalle dei dipendenti. Bene, grazie Andrea di questa riflessione. Sicuramente, ecco, io aggiungerei una cosa rispetto a quello che ha detto Andrea, che comunque, ecco, lo dico Giacomini da imprenditore, da cittadino del Veneto, da cittadino del Sud, perché ovviamente ho passato meno della metà della mia vita al Sud, però c'è anche un problema, cioè parliamo dell'efficienza della macchina statale, cioè quindi è bello sentire da un giovane lo Stato deve dedicare dedicato più tempo, più risorse ai giovani, però è anche vero che quante risorse economiche e finanziarie vanno sprecate nei ministeri di Roma, cioè quanta inefficienza, quanti sprechi ci sono. Se magari prendessimo, ad esempio, 1/10 di tutti questi sprechi, Giacomina, li investissimo sui giovani, sulle politiche giovanili, io penso che tutti saremmo felici. Però i governi precedenti, ricordiamocelo, non hanno, e sono sempre stati governi di sinistra alla fine, non hanno mai pensato a queste cose qua, hanno sempre pensato anche il reddito di cittadinanza è semplicemente una forma di populismo per cercare voti da parte del Movimento 5 Stelle, però non rende giustizia ai giovani. Invece una politica sui giovani per cercare, non so, di defiscalizzare le tasse, incentivarli ancora di più alle assunzioni, alla formazione. Adesso Draghi, è possibile che Draghi ci pensa una persona non politica che dice, lei ha citato l'istituto meccatronico di Vicenza, che riveda la posizione degli istituti tecnici abbandonati in nome di una cultura così elitaria, no? Diventiamo tutti ingegneri, avvocati e impiegati. Sterle. Guardi, allora, Giacomini posso condividere assolutamente quanto dice, in quanto anch'io giovane, penso suo coetaneo più o meno. Anch'io giovane, cioè nel senso, tutti giovani. Lei tutti. Sicuramente è giovanile, le diciamo così. No, a parte gli scherzi. Giacomini solleva secondo me una questione importante, anche se occorre avere l'onestà intellettuale di riconoscere che non si tratta di un fenomeno solo veneto, ma di un fenomeno nazionale che affonda le sue radici in molti anni, in molti governi passati. Io non dico tutti di sinistra, chiaramente, perché anche il centrodestra era stato al governo, quindi occorrerebbe una lunga riflessione su questo. E sia l'ascoltatore che Giacomini sollevano invece una questione molto importante, che è quella infrastrutturale. Giustamente il collega dice: pensiamo a questi giovani che vanno in Emilia-Romagna, ma in Emilia-Romagna bisogna arrivarci perché? Perché esiste una rete ferroviaria che risale al Regno d'Italia, che è quella che collega Padova a Bologna. Voi pensate che a Firenze si arriva in
praticamente in un'ora e mezza. Ci si mette mezz'ora con l'alta velocità da Bologna a Firenze, ma si mette un'ora da Padova a Bologna, passando per Rovigo e Ferrara, per fare 120 chilometri. Quindi occorre partire anche da queste cose, motivo per cui la settimana scorsa ho presentato al mio consiglio comunale ed ottenuto l'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno a sostegno della proposta, della mozione presentata alla Camera dall'onorevole Roberto Caon di Forza Italia, che appunto impegna il governo coi fondi esistenti a portare l'alta velocità tra Bologna e Padova, città strategiche del nord Italia. Se pensiamo che Padova e Bologna sono i due maggiori interporti del nord Italia, e questo assicurerà facilmente una facilitazione delle comunicazioni e anche del trasporto di merci, perché ricordiamoci che nonostante adesso il cosiddetto Ministero della Transizione Ecologica, fortemente voluto dai 5 Stelle, una delle prime cose di cui occuparsi è limitare il trasporto su gomma, e questo dovrebbero farlo proprio quei 5 Stelle che erano sfavorevoli anche all'alta velocità. Queste sono le contraddizioni della politica, ma forse bisogna ragionare in maniera onesta intellettualmente ed ammettere che veramente c'è bisogno delle infrastrutture per il Veneto, e le infrastrutture più funzionanti, per quanto se ne possa discutere, sono state portate negli anni scorsi dalle amministrazioni di centrodestra con il passante di Mestre e con tutta la vicenda che conosciamo, anche con il Mose, che per quanto se ne può dire funziona e impedisce a Venezia di andare sott'acqua. Ecco, quindi sicuramente un'Italia che ha bisogno di più investimenti in infrastrutture. Ricordiamoci anche, come diceva Zecchinato prima, cioè l'alta velocità delle informazioni, dei dati, no? L'internet veloce, che le fibre, quindi ci sono certe aree d'Italia dove la connessione è ancora lenta, sembra di stare all'età della pietra, quindi sicuramente ci sono delle anomalie, quindi bisogna considerare questi aspetti. Allora direi che siamo quasi in chiusura, magari facciamo l'ultimo giro. Giacomini, visto che è stato coinvolto da tutti, anche da me, cioè io poi chiaramente, siccome lei non è venuto qui in trasmissione, mi devo vendicare, ho fatto qualche domanda cattiva, no, a parte la battuta, però ecco, mi dica un po', ecco, una telefonata da casa, vediamo un attimo chi parla. Pronto? 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 Sì, chi parla? Pronto? Sono Davide, dalla provincia di Verona. Sì, prego. Niente, il signore di prima parlava del discorso dell'alta velocità, il signore di Forza Italia, no? Sì. Diceva che da Padova a Venezia mi sembra ci si metta un'ora. Da Bologna. Vorrei sapere con l'alta velocità quanto si risparmia, se si risparmieranno 10 minuti. Sono le solite storie come l'alta velocità in Giappone. In Giappone c'è l'alta velocità che va da una città all'altra per guadagnare 10 minuti. Cioè non hanno senso queste costruzioni, spendere miliardi sopra miliardi per guadagnare 10 minuti. Non è che ci sia... Va bene, grazie Davide, grazie. Grazie tante dell'intervento. Ovviamente siamo un po' in chiusura, non ce ne voglia, quindi mancano 10 minuti. Vabbè, qui chiaramente il discorso è teorico, magari il signore... non so, forse apparterà qualche schieramento politico che non vede di buon occhio gli investimenti pubblici, però sicuramente bisogna considerare che l'efficienza non va considerata solo, va bene che cosa sono 10 minuti, perché 10 minuti per migliaia di persone che magari fanno quel tragitto, che magari prendono il treno perché magari dicono ma forse non mi conviene andare in macchina, vado in treno perché risparmio mezz'ora, quindi non consumo benzina, quindi io la vedo così, cioè gli investimenti servono per migliorare l'efficienza della qualità della nostra vita, inquinamento, riduzione del tempo, sprechi, cioè l'Italia deve migliorare da questo punto di vista, è stata completamente abbandonata a se stessa negli ultimi anni, le altre nazioni vanno veloci, il tram per esempio, adesso non voglio fare la polemica, però il tram a Padova, già si parla di una tecnologia vecchia, quando piani che stanno per essere approvati, che prevedono investimenti nei prossimi 5-10 anni, ma come sarà la tecnologia fra 10 anni? Quindi ci sono degli aspetti importanti, come vedete certe volte la politica sbaglia perché non si avvale dei tecnici e pretende di poter fare e scegliere da soli, invece bisogna anche avvalersi di personale ultra competente, di persone moderne, di persone che sappiano vedere al di là di quella che è la prospettiva immediata. Quindi l'Italia ha bisogno di investimenti, ha bisogno di fare questo
e meno male che Renzi ha pigiato il bottone e ha fatto scoppiare, perché il casino, il caos, scusate il termine, perché comunque altrimenti quei soldi del recovery fund sarebbero stati spesi con che prospettiva, quindi veramente il pericolo sarebbe stato questo. Zecchinato, andiamo in chiusura, un minuto e mezzo ciascuno, così vediamo di chiudere. Prego, Zecchinato. Sì, condivido quanto ha detto dottore adesso qui nell'ultimo suo intervento, nel senso che è proprio a livello regionale, ricordo, c'è un piano regionale di trasporti estremamente innovativo e le opere infrastrutturali non devono essere viste come fine a se stesse, nel senso che anche l'alta velocità prevede una serie di altri interventi di ammodernamento importanti, così come le altre opere. Ricordiamoci che nel Veneto passano 3 corridoi europei importanti e il più importante, il corridoio 5 Lisbona-Kiev, abbiamo un corridoio plurimodale con l'autostrada, la ferrovia, ci sarà l'alta velocità e per cui siamo una regione che vive sulle infrastrutture che ci sono. È chiaro che ci viene chiesto un cambiamento di rotta, nel senso un investimento maggiore sicuramente non sulla gomma, ma anche lì abbiamo in mente insomma, progetti innovativi, perché ci sarà anche la partita delle concessioni autostradali e il pubblico, in questo caso la regione, appunto sarebbe bene che avesse un ruolo ancora più attivo sulla scia delle esperienze positive che ci sono state. Benissimo, benissimo, andiamo avanti, purtroppo dobbiamo andare veloci. Giacomin, quindi prima della telefonata abbiamo detto, quindi abbiamo preso come riferimento, lei ha detto anche delle cose molto interessanti, vediamo un minuto e mezzo, vediamo di chiudere gli argomenti. Sì, no, una cosa, io volevo ricordare 2 cose principalmente e poi dare diciamo una prospettiva di medio-lungo periodo per quanto riguarda la formazione. Allora, io volevo ricordare al signor Andrea quello che abbiamo sentito poco fa, che in Veneto dal 95 c'è sempre stato il centrodestra, non c'è mai stato il centrosinistra, e la regione dalla modifica del titolo quinto ha delle competenze e ce le ha soprattutto sui trasporti. E quindi adesso dare tutta la colpa al governo quando il Veneto ha delle responsabilità assieme al governo, okay? Insomma bisogna stare cauti, ecco. Dopodiché volevo sottolineare un'altra cosa, ovvero che la differenza tra i laureati che escono fuori dalla regione e entrano nella regione veneta praticamente sono il meno 4,6%, a dispetto dell'Emilia Romagna che sono il più 15,6%. Quindi bisogna fare qualcosa per... ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa, come dicevo, invitare i giovani, coinvolgerli nei nostri progetti. Dobbiamo andare avanti, Giacomin. Nicolò Stelle, salutiamo anche noi Caon, e abbiamo avuto con noi, visto che lei l'ha citato, l'abbiamo avuto con noi in trasmissione la settimana scorsa, settimane precedenti, quindi anche noi appoggiamo ovviamente il progetto dell'alta velocità perché il Veneto se lo merita. Padova-Bologna, cioè Padova-Bologna, giusto il tratto di riferimento. Ricordiamo, non bisogna dimenticare il problema delle banche, che non riguarda i bancari, ma riguarda i risparmiatori truffati, i risparmiatori che sono stati scippati i propri risparmi. Voleva aggiungere qualcosa brevemente? Graficamente rispondo al telespettatore. Non so quantificare quanto ci si possa mettere in meno, ma non penso che sia una questione di tempo, di 10 minuti, ma di incrementare i flussi verso il Veneto. Pensiamo solo che da Bologna a Padova si potrà nel futuro anche magari portare una rete ferroviaria da Padova sul litorale, quindi servire tutte quelle località turistiche del Veneto, prima regione per turismo in Italia, nonostante il Covid. Esatto. Quindi andare oltre al fatto di solo trasporto e di industria, ma anche per il turismo. Esatto, poter dire da Padova prendo il treno, vado a prendere un caffè a Bologna e torno in giornata senza stressarmi più di tanto. Anche questa è una cosa interessante anche per i turisti, quindi ci sono tante aperture. Dottore,
Dottor Cristian Berton, quindi post-urologo, alla fine, cioè il suo lavoro cos'è alla fine? Spieghiamolo, abbiamo scelto un momento in sintesi, un minuto, cerchiamo di spiegare alla fine che cos'è. In un minuto è impossibile spiegare l'argomento. Possiamo dire che tra la posturologia e la mia estrazione ortopedica ci sono molti legami che vanno al di fuori anche di quello che stiamo parlando, per cui possiamo trattare anche altre patologie. Le lancio un'idea, magari in una prossima puntata parliamo esclusivamente di questo, così io avrei molto piacere di esternare queste esperienze. Volentieri, le mettiamo a disposizione delle persone, può essere una buona idea. Bene, allora chiudiamo e ringraziamo appunto il dottor Cristian Berton, medico chirurgo ortopedico, posturologo e traumatologo e medico della medicina sportiva, Nicolò Sterle, capogruppo consigliere comunale di Arzignano, provincia di Vicenza, Forza Italia, vice coordinatore dei giovani della provincia di Vicenza, sempre di Forza Italia, Davide Giacomin, segretario provinciale dei Giovani Democratici Vicenza, Marco Zecchinato, consigliere regionale del Veneto, lista Zaia, e ovviamente il senatore Riccardo Nencini del Partito Socialista Italiano, che ci ha tenuto compagnia con una piacevolissima dissertazione da salotto politica, come mi piace, è veramente stato molto interessante i primi 15-20 minuti. Bene, che dire, grazie anche alle persone a casa, a voi che ci avete seguito e voi che avete visto la nostra insieme delle persone piuttosto che Sanremo, voi che avete telefonato, questo ci dà forza per continuare, noi lo facciamo con la passione e l'orgoglio di dare anche noi il nostro contributo personale possibilmente a un cambiamento, a una migliore qualità della nostra vita, perché con l'impegno di tutti questa cosa si può veramente realizzare, non è un altro che può cambiare le cose, siamo noi con il nostro impegno personale. Vi aspetto alla prossima, arrivederci. Bene. C'è un po' la macchinazione, c'è una politica